Mi sentite? Oh, ci sono. Allora, buongiorno a tutti, sono Uriano Carmela, RSU RLS della Irca Zoppas SPA, una delle grandi comunque aziende nel Triveneto. Io mi tocca praticamente, parto sul personale, prima di fare praticamente una mia opinione sul fatto. Ci sono praticamente dei colleghi che non solo mi chiedono cose sindacali, ma la prima è stata questa: ma Carmela, come posso rateizzare le mie bollette? E io gli dico: stella mia, dobbiamo fare solo un'unica cosa, mobilitarci in piazza e far sì che la nostra proposta praticamente venga presa, venga fatto un tavolo di discussione con il governo, e non che ci tratta veramente da miseri, come se effettivamente ci lamentiamo, ma non rimbocchiamo le nostre maniche, perché è difficile, sì, è difficile fare avanti, è difficile morire di stenti, ma come si può effettivamente affrontare questa situazione se non veniamo qui in piazza a fare una lotta di classe, una lotta con tenacia, con volontà, con passione, perché è possibile comunque ancora una volta essere ancora tassati, prendersela con i deboli e basta, basta. Praticamente la pandemia ha fatto sì che i ricchi diventassero più ricchi. Ok. E dopo inizio un po' con la relazione. Un attimo che ho i capelli che rimango avanti, scusate. Allora, nell'ultimo trentennio l'Italia ha subito un capitalismo fondato sull'accumulazione per espropriazione e privatizzazioni, esternalizzazioni e riforme di ogni genere. Hanno prodotto un gigantesco saccheggio che ha reso più povero e ingiusto il paese. Perfino l'acqua è finita in borsa. La struttura sociale ha subito una forte polarizzazione ed un processo di impoverimento che riguarda la maggioranza della popolazione. Il 5% più ricco degli italiani possiede più del 40% della ricchezza, mentre il 60% più povero ne possiede poco più il 10%. Questo processo di polarizzazione si accentua attorno ad alcune linee di faglia assai precise. Le donne, i giovani, i migranti, i disoccupati sono i più comunque colpiti, in modo particolare ed è cresciuto il divario da nord e sud. Il grande aumento delle differenze sociali tra le classi si è intrecciato ad un processo di differenziazioni disgreganti all'interno del proletariato e delle classi lavoratrici. La perdita dei posti di lavoro, diritti, reddito e potere da parte del mondo del lavoro non ha però prodotto un aumento della conflittualità sociale. Viceversa assistiamo ad un forte processo di passivizzazione, la frantumazione sociale, un generalizzato senso di solitudine e di impotenza, una rabbia sociale che nelle incomprensioni delle reali guerre tra poveri e nel chi si sa di chi può. Sono questi gli elementi che sono stati accentuati dalla sindemia del Covid, caratterizzano maggiormente la condizione sociale proletariata. Ora invece è diventato difficilissimo, anzi no, è facilissimo a dire la verità. Tutti conoscono che cos'è l'IPCA. Sai che cos'è l'IPCA? Bene, è quella cosa che per il tuo salario è legato all'aumento dei prezzi. Ma purtroppo quando aumentano le bollette del gas e dell'energia resta fermo. Che sfortuna, però l'IPCA è l'indice inflattivo depurato dai costi energetici, tradotto in una fregatura per i lavoratori e le lavoratrici. C'è anche un'altra cosa per le lavoratrici, perché io sono della RSU. Il patto di fabbrica scusatemi, il patto per la fabbrica, quello che lega gli aumenti salariali nei contratti nazionali all'inflazione dell'IPCA, non c'è più, o meglio, c'è come, ed è la causa dell'ulteriore impoverimento dei salari di fronte al caro bollette, quindi va cambiato. Che se ne frega che effettivamente gli altri forse non se ne accorgono, ce ne accorgiamo noi, i lavoratori, ed anche il partito di fondazione comunista, chissà, chi va là, forse perché va sempre sulle necessità delle persone e dei cittadini. Per me poi il patto della fabbrica non va solo cambiato, ma va proprio ribaltato. Ripensiamo alla contrattazione fuori dai vincoli dell'IPCA e del welfare contrattuale sostitutivo degli aumenti. Rivendichiamo un intervento immediato del governo sulle bollette, interrompiamo la catena degli appalti e subappalti e finiamola adesso di fare dumping contrattuale anche nei nostri CCNL. Ritorniamo ad essere un sindacato ed anche comunque noi, il Partito Comunista, Rifondazione Comunista, nel settore, nelle lotte dei più forti, per trainare i più deboli e non viceversa.
Insomma, ricostruiamo un rapporto di forza, mobilizziamo tutti quanti qua in piazza con la tenacia e con la passione dovuta. Grazie. Brava!